Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu. Signori Presidenti, autorità tutte e tutti presenti, buongiorno. Sono Francesco Tognato e ho qui l'onore di rappresentare gli studenti di tutta la Regione. Riflettendo su cosa dire quest'oggi, in occasione del 50° anniversario di questo Consiglio regionale, e su come poter dare il mio contributo all'evento, ho pensato di portare i sogni miei e di tanti ragazzi sul futuro del Friuli Venezia Giulia. Facendo ciò, ho collegato 3 parole in sequenza sulle quali vorrei fare insieme a voi una breve riflessione. Sono orgoglioso di poter dire che la regione in cui vivo forma degli studenti che sono tra i migliori del nostro Paese. Questo risultato è reso possibile anche dai diversi interventi del Consiglio regionale a garanzia e sostegno del diritto allo studio, che sono un esempio di virtù legislativa e che vanno dal comodato d'uso gratuito dei libri di testo alla formazione professionale. Dico questo non per fare un semplice elogio a noi stessi, ma perché voglio sottolineare il traguardo che è stato raggiunto, che è solo una tappa di un percorso sul quale continuare ad impegnarci. Mi auguro infatti che l'istruzione resti un valore fondante del nostro Stato, se vogliamo veramente che i giovani riescano a superare la crisi economica, che è anche culturale e morale, che imperversa nel nostro Paese. Ricordo la frase di Malala, la giovane studentessa pakistana ferita dai talebani, che dice: un insegnante, un libro e una penna possono salvare il mondo. Garantire l'educazione è un compito dello Stato declinato anche attraverso le sue istituzioni regionali, come ci ricorda l'articolo 34 della nostra Costituzione, che recita: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Collegandomi a questo diritto inalienabile di tutti i cittadini italiani, perché anche i ragazzi lo sono e come tali hanno diritti e doveri attraverso i quali possono dare un contributo effettivo al benessere collettivo, individuo la seconda parola, che è libertà. La libertà di cui vorrei parlare, però, è una libertà particolare, che non è la laissez-faire che molti potrebbero recepire. Quella a cui faccio riferimento è la libertà di avere dei diritti. Spesso, troppo spesso, mi sono sentito dire da molti ragazzi che in questa regione, in questo paese, non c'è più nulla da fare, che l'unica possibilità è quella di andare all'estero. Ecco, la libertà di cui parlo è invece quella di poter sperare in un futuro qui, anche se non si conoscono le persone giuste, anche se non si ha una famiglia benestante alle spalle. Vorrei che i giovani tornassero a credere nel nostro paese. Mi piacerebbe poter dire che la colpa è dei ragazzi e del fatto che sono chiusi, ma ho visto spesso, troppo spesso, la voglia di fare, la passione, la creatività e l'ingegno di molti miei coetanei per poter affermare ciò, ed escludere che la responsabilità della rassegnazione dei giovani sia stata anche di una classe dirigente a volte miope. Ecco, io vorrei che coloro che credono ancora nel futuro del nostro Paese fossero liberi di dirlo senza doversene pentire, che i giovani che si impegnano per costruire un Friuli Venezia Giulia migliore siano liberi di farlo disponendo dei mezzi necessari, e che coloro che cercano di convincere i cittadini a credere ancora nella politica affinché tutti possano dare il loro contributo per il bene comune siano liberi di farlo senza doversene vergognare. Questo è il compito più grande e perenne che hanno le istituzioni come il Consiglio regionale, di cui oggi festeggiamo il 50° anniversario. Parlando di responsabilità politica, nella giornata odierna la terza parola non può che essere Europa. Ieri, infatti, molti diciottenni hanno preso la loro scheda elettorale e si sono apprestati a credere ancora nella politica, facendosi carico di una grande responsabilità, a volte data per scontata, qual è il voto. L'Europa non può essere una cosa secondaria per la nostra regione. Il Friuli Venezia Giulia ha sempre respirato il clima culturale e sociale europeo, contenendolo, pur nel suo piccolo, anche al suo interno. Come non mai, oggi, di fronte ai problemi che travagliano il nostro
paese abbiamo bisogno di Europa, alla quale dobbiamo continuare ad aprirci per evitare di rimanere barricati in noi stessi. Il confronto con la pluralità e la molteplicità è sempre un valore aggiunto di cui le generazioni come la mia hanno bisogno. Una generazione abituata all'Erasmus, alla globalizzazione, al libero contatto con i paesi esteri, non può nemmeno immaginarselo un futuro chiuso in se stessa, ma ha bisogno, pur tenendo ferma la propria identità, di un continuo scambio e accrescimento, sia culturale e formativo, sia economico, del quale, mai come oggi, ci rendiamo conto di quanto sia indispensabile. Credo che non possiamo pensare di celebrare il passato di una così importante istituzione senza immaginarne il futuro. L'augurio che in nome degli studenti voglio porgere alla Regione, tramite il suo piccolo Parlamento e i suoi rappresentanti, è che queste 3 parole non restino sulla carta, ma diventino i sogni di una comunità che ha un forte spirito identitario e che si riconosce nei valori che l'hanno fondata. Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu.